Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, speciale pesca, quali sono i problemi della pesca in Friuli Venezia Giulia? Ne parliamo con Giovanni Dean. Il rilancio della cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare. Confcooperative propone una legge sulle cooperative di comunità. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa San Vito è nata nel 1951, dà oramai servizi a la quasi totalità delle imprese di pesca di Marano Lagunare. In questi anni ha passato momenti più rosei e momenti più difficili, ma siamo arrivati ad oggi tra alti e bassi, mantenendo comunque unita la compagine. Ora stiamo vivendo un momento difficile e ci stiamo ricalibrando e riorientando come nuove prospettive future. In questo momento stiamo affrontando un periodo complicato dove c'è una trasformazione da cooperativa a organizzazione di produttori. Subiamo la situazione soprattutto ambientale per quanto riguarda i volumi di fatturato che riescono a fare le nostre imprese e comunque è obbligo appunto da parte nostra provare a immaginare una nuova prospettiva. Siamo qui oggi al centro di spedizione molluschi dove si concentrano tutta la nostra progettualità che nasce per avvicinarsi il più possibile alla vendita diretta. Oggi siamo gestori del mercato ittico comunale, probabilmente in futuro non sarà più così per le nostre difficoltà economiche a gestire questo tipo di struttura. Vogliamo avvicinarci il più possibile ai consumatori, anche a quello finale, e ci stiamo dotando di questo. Qui è già insediato il depuratore per i molluschi, operazione fondamentale per arrivare in tavola col nostro mollusco prodotto da noi come cooperativa, e ci stiamo adoperando per portare qui anche il trattamento del pescato che poi va nei vari canali, compreso il mercato ittico comunale di Marano, ma non solo. La cooperativa oggi annovera tra le proprie file 65 imprese e più di 40 soci. Certo è un numero molto basso rispetto allo storico della cooperativa San Vito. Questo è dovuto innanzitutto per la mancanza di ricambio generazionale. Pochi giovani si avvicinano a questo tipo di attività e questo è giustificabile per una remunerazione che si è abbassata via via nei tempi, ma non solo, anche perché molto probabilmente non c'è stata l'intuizione negli anni addietro a rilanciare con le attività correlate alla pesca, per cui mi riferisco all'ititurismo, se non addirittura appunto un sviluppo commerciale diverso fino ad arrivare alla ristorazione. E il nostro tentativo è questo, valorizzare il nostro prodotto, perché il nostro prodotto è un prodotto ottimo come tutto il prodotto dell'Alto Adriatico, in particolarità il nostro che viene commercializzato con battute di pesca che non superano mai la giornata, ha una qualità e una freschezza invidiabile a tutti. Ecco perché ci sta orientando appunto su queste nuove iniziative, anche con l'idea di attrarre nuovi giovani con altro tipo di professionalità legate magari più al turismo e alla commercializzazione, e anche per riuscire a dare un maggior contributo, un maggior valore economico alle imprese di pesca che operano oramai da anni con la nostra cooperativa.
speriamo che tutto ciò che stiamo mettendo in campo, innanzitutto nei confronti dei nostri soci che ci hanno seguito anche in momenti difficili, possa portare un domani all'avvicinarsi non solo di altri mercati, di altri commercianti a valorizzare il nostro prodotto, ma che porti il benessere diffuso a un paese che vive ancora tutto sommato sulla pesca. In occasione della 27esima edizione della Giornata Internazionale delle Cooperative, istituita nel 1995 dall'ONU, Confcooperative FVG rilancia la proposta di legge sulle cooperative di comunità. Infatti, l'organizzazione cooperativa ha presentato all'amministrazione regionale una bozza di testo. La nostra proposta, spiega Daniele Castagna, vicepresidente di Confcooperative FVG, considera le diverse soluzioni legislative adottate in altre regioni e pensiamo possa rappresentare una buona base di partenza per un confronto che auspichiamo possa essere presto aperto per portare a conclusione l'iter legislativo in tempi rapidi, forse già entro l'anno. La cooperativa di comunità infatti può contribuire positivamente al rilancio delle piccole comunità e a fornire servizi di prossimità altrimenti assenti in tanti borghi di ridotte dimensioni. Le cooperative di comunità, spiega il segretario generale di Confcooperative FVG Nicola Gallua, possono gestire servizi che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, aggiunge, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, servizi bibliotecari, servizi di mobilità, vendite di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, rivendita di giornali, quotidiani e riviste, somministrazione di alimenti e bevande in paesi, frazioni e quartieri che ne risultino sprovvisti, ordine e consegna di medicinali ma anche progetti di social housing, autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile secondo la logica delle comunità energetiche. Confcooperative ha anche divulgato i dati aggiornati sulle 541 imprese cooperative associate in Friuli Venezia Giulia. Esse hanno complessivamente 134.000 soci, impiegando 17.776 lavoratori e i ricavi complessivi ammontano a 943 milioni di euro, mentre la raccolta globale del settore creditizio cooperativo si attestava a fine 2020 a quasi 13 miliardi di euro. Si è svolta l'assemblea dei soci di Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo tra quelli con sede direzionale in Friuli Venezia Giulia, forte di 15 punti vendita tra le province di Pordenone, Udine e Treviso e oltre 16.000 soci. Il bilancio 2020 ha chiuso in positivo più 276.000 euro e con un fatturato di oltre 29,5 milioni di euro, più 14%. Nel 2020, inoltre, nella fase più acuta dell'emergenza Covid, la cooperativa ha donato 30.000 euro ai comuni sul territorio in cui opera sotto forma di buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa della situazione sanitaria. Il 2020 è stato un anno impegnativo per tutta la nostra struttura, ha spiegato il presidente Praturlon. A tutti i dipendenti va un ringraziamento per quanto hanno fatto. Siamo una realtà attenta alla comunità in cui opera, sempre fedele alle proprie radici mutualistiche e con dati economici solidi. Infatti, oltre ai dati prettamente economici, è aumentata anche la compagine sociale, con 197 nuovi soci lungo il 2020, per un totale attuale di 16.649 associati. Numero che si riflette nella mutualità, ovvero la percentuale di acquisti fatti dai soci. Fatto 100 il loro totale, il 59% è compiuto proprio dai soci che vedono in Coop Casarsa un punto di riferimento. Salve a tutti, oggi siamo a Marano, uno dei cuori pulsanti del settore della pesca regionale, un settore bello, vivo, vivace, ma con molti problemi naturalmente che vanno avanti un po' nel tempo. Ecco, vogliamo fare il punto della situazione e lo facciamo con Giovanni Dean di Fedagri Pesca che ci descrive il comparto con le sue luci e le ombre.
Dottor Dean, il cambiamento climatico in atto si fa sentire anche in laguna e con quali conseguenze sulla pesca? Beh, il cambiamento climatico si fa sentire, la sensazione dei pescatori è che l'acqua si stia inlimpidendo, ma anche l'ERSA ci ha dimostrato che è cambiata soprattutto la temperatura media in pianura e la piovosità. Questo vuol dire che i fiumi portano acque in momenti diversi o acque minori e quindi nutrienti minori. Questo in laguna si vede perché, per esempio, le vongole invece di stare 3 anni per crescere stanno 4. Ma si vede anche in mare. Anche in mare il mare si sta illimpidendo. Il mare limpido significa mare poco nutriente. Noi siamo sempre stati, con tutto l'Alto Adriatico, il polmone nutritivo di tutto il Mediterraneo. I grandi fiumi portano nutrienti, poi la Bora raffredda l'acqua e la fa scendere fino giù in Puglia. Questi cicli sembra si stiano diminuendo o invertendo. Il comparto della pesca regionale in questi anni ha subito vari contraccolpi. Dottor Dean, qual è la situazione attuale? Beh, la situazione attuale è di calo dei pescatori. Negli ultimi 20 anni, mi dicono i presidenti delle cooperative, le barche si sono dimezzate. In particolare alcune categorie, come per esempio la pesca del pesce azzurro con le volanti, non ci sono più. Le lampare da una trentina sono rimaste 5-6. L'unica pesca che sta tenendo è la pesca con le reti da posta, quindi la piccola pesca, che fra l'altro è la più sostenibile anche a livello europeo, e anche le barche che vanno a prendere vongole sono in gravi difficoltà perché le vongole stanno scomparendo, forse per i cambiamenti climatici, forse non sappiamo per cos'altro. Comunque il settore è in diminuzione, probabilmente sta cercando un nuovo equilibrio, e i giovani fanno difficoltà ad affrontare un mestiere non tanto per la fatica, perché comunque i pescatori hanno piacere di andare fuori in mare, ma perché non vedono possibilità di futuro. E dunque, dottor Dean, già ha cominciato a elencare una serie di problemi, ecco, ma se dovessimo entrare nel merito di questi e degli altri problemi che come dire, un po' stanno assediando il nostro settore della pesca regionale, ecco, che elenco ci farebbe? Passando per comparti, il comparto della pesca dei molluschi, quindi vongole e fasolari, nella nostra regione ormai da 4-5 anni abbiamo una penuria di vongole, il lupino, quindi la vongola da mare, non la vongola verace. Non sappiamo perché, stiamo facendo da anni dei programmi di ripopolamento per vedere se portando dei riproduttori dall'esterno questo si riattiva il ciclo, e stiamo sperimentando e stiamo incrociando le dita. La Regione in questo ci sta supportando con finanziamenti e anche dandoci un aiuto in termini scientifici. Il comparto dello strascico, anche qui siamo in diminuzione, ma qui è un problema soprattutto legislativo, che magari approfondiremo più tardi. Il comparto della piccola pesca sta subendo i cambiamenti climatici. Quest'anno le seppie per esempio non sono arrivate, i pescatori pescano stagioni e i differenti tipi di pesci che arrivano. Normalmente la primavera è la stagione delle seppie ed è un grosso introito economico per le imprese, quest'anno non sono arrivate, perché non si sa. E il pesce azzurro, abbiamo il pesce azzurro nella costiera di Trieste, anche qui per via di restrizioni normative ci sono sempre meno pescatori che vanno a farlo perché in effetti c'è meno pesce. Il cambiamento climatico forse ci sta portando un minor pesce, però ci sta portando alcune specie invasive e che procurano danni. Ad esempio abbiamo una piccola, le bufole lo chiamano qua, ctenoforo, un piccolo animaletto così, gelatinoso, che è arrivato dal Mar Nero e mangia tutte le uova e tutte le larve che sono in sospensione, quindi tutto il pesce azzurro. Inoltre arriva in laguna, intasa le reti, e una delle pesche più importanti della laguna, che è quella dei gamberetti e dei latterini, dei piccoli pescetti, la frittura di laguna, è in grosse difficoltà, tant'è che i pescatori quando c'è caldo già a giugno portano a casa le reti invece di fare tutta la stagione perché non ce la fanno. Ecco, i cambiamenti climatici stanno creando dei problemi alla pesca che si aggiungono a quelli che è della redditività delle imprese, che stanno portando a contrarre le imprese. E in tutto questo si confiderebbe, si spererebbe che la legislazione o diciamo l'apparato burocratico fosse vicino agli operatori della pesca. È così? Questa è la nostra speranza sempre. Noi con la Regione abbiamo costantemente un dialogo
e cerchiamo di sollecitare sempre una maggior flessibilità e velocità nell'applicazione delle norme. Sappiamo che le norme europee, che sono quelle che regolamentano la pesca, sono molto rigide, però forse qualche spiraglio c'è. A noi piacerebbe con la Regione riuscire a costruire dei vestiti sartoriali sulla nostra pesca piuttosto che dei vestiti da grandi magazzini come vorrebbe la Comunità Europea, perché la Comunità Europea legifera per tutta l'Europa, quindi dal nostro mare fino ai mari del nord dell'oceano, per barche differenti, per pesche differenti, ma con le stesse regole, e queste stesse regole, che forse sono funzionali nel Mar del Nord, da noi portano povertà e miseria perché le imprese non ce la fanno a starci dietro. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Quella che vedete alle mie spalle è un'attività assolutamente nuova dall'anno della costruzione di questo bacino idroelettrico, che è del 1943 e che non era mai stato adeguatamente sfruttato per finalità turistiche. Finalità turistiche significa che potevamo anche ignorare questo lago, ma se non si può accedervi, se non trovano una struttura che possa accogliere questi turisti, è assolutamente ininfluente per attrarre il turista, ma soprattutto per farlo sentire parte di una comunità. Eppure il lago è un elemento molto importante, lo è sempre stato. Vincendo un bando regionale con la A2A abbiamo acquistato delle imbarcazioni, abbiamo attivato un pontile e ci sono delle strutture, degli spogliatoi, dei servizi igienici, e quindi contiamo che in futuro possa essere anche un'attrattiva, come lo sta dimostrando l'interesse e anche l'entusiasmo che sta facendo nascere intorno a questo argomento. E moltissimi turisti vengono ad informarsi, praticano, abbiamo avuto collaborazioni anche con una scuola di vela di Venezia. Ci sono delle guide naturalistiche che ci aiutano in questo, per proprio far conoscere una parte di Sauris che addirittura molti dei saurani non avevano mai potuto visionare proprio dal centro del lago. L'Albergo Diffuso di Sauris organizza anche spesso e con grande entusiasmo delle conferenze su temi scientifici. L'ultima è quella del Rock Glacier, che è stato rinvenuto sull'altipiano di Razzo, oppure la presentazione di libri, oppure dei concerti di personaggi più famosi o anche semplicemente degli buoni dilettanti musicisti locali, oppure provenienti anche dall'estero in qualche caso. Tutto questo contribuisce a rendere fianco a fianco la presenza del turista e della popolazione locale. I corsi di cucina ormai sono un must per un albergo diffuso, e per il nostro lo è sempre stato fin dagli anni dei primi inizi, e devo dire che questo ci dà molte soddisfazioni, perché contribuisce anche a selezionare i nostri ospiti, che sono per lo più molto acculturati e curiosi del territorio. Le cose che ci vengono richieste non sono ulteriori servizi, ma di conoscere il territorio, di conoscere la sua storia. È diventato una cosa di cui non potremmo più fare a meno.
Equità è il concetto che guida o che dovrebbe guidare il mondo cooperativo in generale, perché diciamo sotto due profili a mio avviso. Da una parte l'apertura a servizi che in qualche modo sono di welfare, sono di mutualità e tornano in maniera equanime alla nostra cittadinanza e al bene collettivo. D'altra parte equità perché la cooperativa è tipicamente caratterizzata dalla democrazia interna e quindi dal fatto che davvero sotto alcuni profili tutti i soci sono uguali. Trovo che questo sia uno degli aspetti più affascinanti del vivere in cooperativa e dell'essere cooperatrici, perché hai proprio la sensazione di occuparti del bene collettivo, cioè siamo privati ma ci occupiamo di qualcosa che passa per le nostre mani, che noi dobbiamo fare fruttare ma che resterà. Non è indifferente il ragionamento, il pensiero che si può fare intorno al concetto di no profit, tema che secondo me troppo poco le cooperative utilizzano anche per mostrarsi al mondo nella loro essenza, nella loro interiorità. No profit significa non distribuire gli utili, significa non possedere nulla di ciò che si crea, significa avere attenzione al patrimonio che non è divisibile e che resterà alle generazioni future. L'albergo diffuso di Sauris ha aperto i battenti nel 1994. Inizialmente era gestito dall'architetto Pietro Remese, che aveva avuto una grande parte importantissima nella formazione dell'idea di albergo diffuso. Idea che nacque, lo ricordiamo, nel 1978, proprio subito dopo il terremoto, nell'ambito di un gruppo di studiosi dell'Università di Zurigo, che codificarono o iniziarono proprio a indicare le grandi linee portanti di questo concetto, che tutti ormai riconoscono come uno dei modelli possibili per i piccoli borghi della montagna. Sono in Friuli oltre 20, ma in Italia sono almeno 200 alberghi diffusi. Il nostro è uno dei più antichi, quindi, e ha al momento una quarantina di alloggi con 150 posti letto, parte del comune che ci vengono dati in affitto e parte di privati che invece riceveranno un compenso a fine anno a seconda dell'occupazione di questi alloggi. Gli alloggi sono distribuiti in 3 frazioni: Sauris di sopra, Sauris di sotto e la Teis. Ma l'idea di albergo diffuso era nato sin dall'inizio non solamente come occasione per conferire degli alloggi, conferire delle abitazioni molto di pregio in edifici storici, ma anche di catalizzare le attività della popolazione e del turismo in questa località, suggerendo nuove iniziative che nulla hanno strettamente con l'ospitalità e il pernottamento, ma di essere il lievito proprio, il lievito delle attività e della vita del paese, che coinvolgano i turisti e soprattutto la popolazione locale. Fondamentale, anche se non è mai scritto in nessun regolamento di alberghi diffusi della nostra regione e neanche italiani ancor meno, è che ci sia uno stretto rapporto tra i responsabili della comunità, responsabili culturali, ma anche i responsabili amministrativi della comunità, con il quale ci deve essere un rapporto di perfetta collaborazione, senza la quale io non credo che sia possibile la sopravvivenza di un albergo diffuso. Il nostro ha attualmente un ottimo rapporto anche con il comune di Sauris e attualmente abbiamo avviato alcune attività.